capelli rossi, se Don Apollinari camminava a testa nuda, fiammeggiavano, confusi con le nuvole infocate del tramonto. Tutti in paese dicevano che egli era un santo, venuto a convertire la popolazione che negli ultimi anni, dedita solo a far quattrini e a mangiare e bere, si era dimenticata di Dio e della Chiesa. E Gina lo credeva benissimo. Ma a lei i santi piacevano dipinti come quelli dei tabernacoli solitari aperti a tutti nei crocicchi delle strade campestre. I santi vivi le facevano paura e il pensiero di incontrarne uno le dava le ali ai piedi quando era costretta ad avvicinarsi alla chiesa arcipretale. Le anatre e le oche lo circondavano ed egli si volgeva di qua e di là come per benedirle e conversare con loro. Vederlo buttarsi in fondo alla barca a pancia in giù, poiché in altro modo non poteva nascondersi, fu tutt'uno per la Gina. Egli se ne andrà, bene, ella pensava, chiudendo forte gli occhi e rattenendo il respiro. Sarà venuto a spasso e se ne andrà. Non poteva trovare un altro posto, non poteva proprio. Passarono alcuni secondi. Ella sentiva la barca dondolare come una culla e nel silenzio le anatre gracchiare sommesse, sempre più sommesse, e infine tacere. Anche le anatre sapeva ammaliare il prete con le sue parole magiche. Forse se n'è già andato, ella pensava, ma sentiva che egli era lì ancora, poiché la presenza di lui spandeva un profumo misterioso attorno, come i pioppi che odorano di rosa.